Dopo altri messaggi negativi che ci sono stati anche recentemente, lancia il Resto d'Italia. È un bel messaggio che mi auguro valga non soltanto come riscatto nei confronti di questo grandissimo problema che è quello della violenza che viene perpetrata verso le donne nella nostra società, ma anche un gesto, io mi auguro, di riscatto della squadra che purtroppo non sta dando grandi prove nelle ultime settimane e la bassa classifica lo dimostra, affinché, come dire, ci sia uno scatto d'orgoglio, anche perché porta appunto una voglia, una determinazione a risolvere un problema gravissimo, e in questo caso il problema anche per loro sarà quello di andare in gol. Ho visto che le due magliette erano una di Pasquato e l'altra di Rocchi, mi piacerebbe tanto che il giorno 8 marzo queste due magliette che portano questa nuova dicitura, anziché la tradizionale, fossero quelle che vanno davvero in gol. Insomma, abbiamo bisogno di un scatto d'orgoglio perché la città non merita le posizioni che ha. Prima ha detto che vi siete parlati con Penocchio, ha detto abbiamo condiviso un po' la preoccupazione perché ce n'è anche da parte dell'amministrazione comunale per questa situazione. Beh, non c'è ombra di dubbio, in fondo la squadra di calcio non solo porta i colori della città, insomma, in qualche modo la rappresenta il veicolo più potente di comunicazione nel palcoscenico nazionale. Si parla più spesso di palla per la squadra di calcio che non per altre cose, e quindi essere in quella bassa classifica colpisce indirettamente un po' tutti, ferisce i tifosi, talvolta non si capisce. Infatti cercavo di capire con il Presidente quali sono i problemi, perché insomma sono giovani, hanno tutto, devono avere anche la determinazione, l'orgoglio di scendere in campo, di produrre risultati, essere fiaccati psicologicamente. A quell'età non è possibile, non è immaginabile, quindi speriamo che adesso anche il ritiro a cui si sono consegnati li possa aiutare ad affrontare con, oserei dire, con virilità, insomma, un po' questo è il campo la prossima settimana. Lei nelle ultime ore